Io mi auguro che venga rivisto, come è sempre stato chiesto da parte dei sindaci attraversati, perché tenete conto che chi non vuole pagare il pedaggio, e saranno in moltissimi, soprattutto veneti, andranno a percorrere le vie alternative, quelle dei comuni e le provinciali. Fatto l'annuncio, torna a ricompattarsi il fronte di quei sindaci contrari al project financing della Via del Mare da Meolo a San Donà, ognuno con le proprie motivazioni. Non dobbiamo dire che non serve così com'è l'attuale project financing, ammesso che sia sostenibile per i costi che presenta. No ad altre tasse per le strade extraurbane venete, dicono dal Partito Democratico di Treviso Giovanni Zorzi e Matteo Favero. Altrettanto chiara però l'assessore ai trasporti Elisa De Berti. Nel momento in cui ho tutte le informazioni in mano, farò un incontro con i sindaci, cercherò di capire quali sono le loro problematiche, se sono fondate cerchiamo delle soluzioni, se non sono fondate andiamo avanti, però è ovvio che il tracciato ovviamente è segnato e l'intervento verrà fatto. Ha messo tutti d'accordo invece il via ai lavori per la rotatoria di Vaglio tra i punti neri della Treviso Mare, 180 i giorni di cantiere previsto con il colpo di pala affidato allo stesso presidente Zaia. È un'opera fondamentale che vale oltre 3.600.000 come impatto finanziario, ma quello che mi preme sottolineare vale più la vita delle persone che stiamo salvando. Quest'opera va a mettere fine a questo problema, mette in sicurezza, aiuterà il traffico ad essere più fluido, a scorrere velocemente e quindi darà una risposta anche in termini di sostenibilità ambientale.